essendosi lo stesso scritto per intervenuto per ispezione. Visti gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale, dichiara console Vincenzo colpevole degli altri reati allo stesso scritto e ritenuta la continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche di cui l'articolo 62 bis codice penale, equivalenti alle confessate aggravanti, lo condanna alla pena di anni 4 per reclusione o per pagamento delle spese processuali. Visto l'articolo 29 del codice penale, dichiara console Vincenzo interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Visto l'articolo 2641 primo secondo del codice civile, dispone la confisca per equivalenza del patrimonio del imputato con limite di valore fino a euro 221.144.456. Visti gli articoli 538 e 20 del codice di procedura penale, condanna console Vincenzo al risarcimento dei danni patenti dalle parti civili non revocate ai sensi dell'articolo 82, comma secondo del codice di procedura penale, da ritirarsi in separata sede civile. Rigetta la richiesta di provvisionale immediatamente esecutiva avanzata dalle parti civili Codacons e del Consumatore Veneto, Federazione Nazionale dei Consumatori Utenti. Assegna alle sole altre parti civili che ne hanno fatto espressa richiesta una provvisionale immediatamente esecutiva da computarsi nella liquidazione definitiva pari ad euro 150.000 in favore della parte civile Banca d'Italia, ad euro 70.000 in favore della parte civile Consul, al 5% dell'importo nominale del valore delle azioni e delle obbligazioni acquistate ed in ogni caso non superiore all'euro 20.000 per ciascuna delle altre parti civili non istituzionali. Condanna l'imputato al rimborso delle spese diritte a favore delle parti civili costituite e non revocate, che liquida come dei importi indicati nell'elenco allegato al presente dispositivo, oltre al rimborso forfettario per palese, IVA e CPA.